Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ultima edizione odierna per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca, gli aggiornamenti del grave incidente che è accaduto intorno alle 19 di oggi a Mortegliano, uno scontro auto e moto, come detto è successo poco dopo le 19 lungo una strada interna della cittadina del Medio Friuli. Purtroppo, come abbiamo già accennato nel flash di cronaca, c'è una vittima, si tratta di un uomo di 45 anni, Germano Ermanno, questo è il suo nome, che ci è stato fornito dalle forze dell'ordine. I familiari purtroppo sono già stati avvisati della tragedia, residente come detto a Flumignano di Talmassons, che era in sella alla due ruote, ferita e ustionata. Nel violento impatto l'auto ha preso fuoco, invece la donna di 59 anni non ci sono state fornite al momento le generalità al volante dell'utilitaria, che è stata trasferita d'urgenza in elicottero al centro grandi ustionati di Padova. Rilievi di legge da parte dei carabinieri del Norm di Latisana per chiarire le dinamiche del tragico sinistro. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine assieme ai sanitari del 118. E adesso ci trasferiamo al centro vaccini di San Vito al Tagliamento. Vicepresidente Riccardi, oggi ha preso il via l'attività del centro vaccinale di San Vito al Tagliamento. Solo oggi 750 vaccinazioni, ma poi si procederà 2 giorni a settimana. Sì, stiamo intensificando tutta l'attività vaccinale perché è chiaro che l'unica arma vera che abbiamo nei confronti del virus è questa. Vedo che c'è un grande lavoro dell'azienda sanitaria e di tutti i suoi professionisti. C'è un grande sistema alleato alla protezione civile, devo dire anche con il grande contributo dei comuni, che voglio ringraziare perché mettono a disposizione delle loro strutture che consentono l'organizzazione di sistemi come quelli che stiamo vedendo. Fare 1 migliaio di vaccinazioni in una giornata non è un'operazione semplice nelle singole strutture. Ormai noi raggiungiamo più di qualche migliaia di vaccinazioni in un giorno. Il nostro obiettivo è circa 10.000, stiamo lavorando con grande impegno. Resta il problema della disponibilità dei vaccini, perché anche sulla parte del Pfizer praticamente li abbiamo finiti, quindi aspettiamo nuova fornitura. Per oggi è prevista una consegna importante di AstraZeneca e continueremo anche avendo aperto la fascia 70-74, che dalle informazioni che ho sta avendo una buona adesione già nelle prime ore della mattinata. Ed ora ci trasferiamo a Trieste con queste immagini che ci hanno inviato i vigili del fuoco. Si tratta della continua attenzione del Corpo Nazionale verso il soccorso inclusivo affinché nessuno venga lasciato solo durante un'emergenza. I Vigili del Fuoco di Trieste, in collaborazione con specialisti sanitari e con l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, hanno organizzato un'esercitazione finalizzata al soccorso e evacuazione di una persona affetta da SLA e supportata da ventilazione invasiva. Durante la simulazione sono state adoperate macchine a supporto della ventilazione con umidificatori e di backup, tutte apparecchiature specifiche che hanno permesso di movimentare in sicurezza e nel rispetto delle regole per il contenimento del virus da Covid-19 la persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica. Ecco, lasciamo che si concludano le immagini. Come vedete, ripeto, questa è un'esercitazione e i Vigili del Fuoco ci hanno inviato le immagini e noi le abbiamo inserite dentro all'interno del nostro audio video giornale.
tutto si è svolto nella giornata odierna a Trieste. Ecco qua. Entriamo in studio dunque dopo queste immagini importanti che per far vedere insomma quello che accade, come si opera sul territorio per migliorare la già alta professionalità. E adesso ci spostiamo ad Aviano nel prossimo servizio. Vicepresidente, oggi si inaugura questa struttura. Le vaccinazioni hanno prodotto ovviamente un miglioramento all'interno ovviamente delle case di riposo, ma non basta, servono anche procedure controllate per gli accessi. Che cosa sta facendo la Regione in proposito? Intanto il primo risultato è vedere come sostanzialmente nelle nostre case di riposo, a parte un paio di casi che abbiamo fatto osservare dai sequenziamenti, perché secondo noi si tratta di alcune mutazioni, vediamo che il contagio è sostanzialmente non c'è più. Questo è l'effetto della campagna di vaccinazione. Noi nelle nostre case di riposo siamo arrivati almeno in prima dose al 100% delle coperture, quindi questo è un lavoro importante che la Regione è riuscita a fare. Poi naturalmente è un settore che è stato duramente colpito, perché entrare in una casa di riposo oggi lo si fa in maniera molto diversa rispetto a prima, c'è molta più paura, c'è un problema di copertura della vaccinazione del personale che ci lavora, oltre naturalmente degli ospiti, e sono in corso tutta una serie di azioni e di protocolli che definiscono alcune regole per l'accesso che oggi avviene in maniera molto limitata, e tutti ci auguriamo che ritorni ad essere come era prima, e soprattutto che venga utilizzata quella sperimentazione della norma che il Consiglio regionale ha approvato per l'attività domiciliare. Questo significa innanzitutto la vaccinazione e poi il rispetto di tutta una serie di procedure che, come in questo caso ad Aviano, sono state avviate. Quindi io spero che nei prossimi giorni si chiuda definitivamente il riconoscimento dei costi Covid, perché il settore è stato duramente colpito, e anche se trovi un'intesa rispetto al ristoro che tutte queste strutture aspettano, perché ovviamente sono state duramente colpite anche negli equilibri dei conti, ed alcune si trovano addirittura a dover aumentare le rette, cosa che noi dobbiamo cercare di fare nel minor modo possibile, perché ovviamente questo pesa nei confronti delle famiglie. Andiamo a chiudere con questa foto. Oggi chiaramente è il 1° aprile e come vedete insomma prossima inaugurazione aprile 2019. Si tratta dell'agognato ponte, del nuovo viadotto stradale sulla ex strada provinciale Palmarina, che da Viscone bypassa il torrente Torre e va verso Palmanova. Come sapete si parla da anni della sua riqualificazione, della sua messa in pratica, ma sta di fatto che ancora oggi non si sa nulla, nel senso che qualcuno dice primavera 2022, addirittura qualcuno parla del 2024, e chiaramente la gente, in modo simpatico ma anche per lanciare, come si dice, un messaggio chiaro e trasparente, oggi ha appeso il cartello e insomma dichiarando l'inaugurazione di questo ponte mastodontico viadotto che da tanti anni è lì, ma non sappiamo esattamente quando entrerà in funzione. Per fortuna degli automobilisti, il vecchio ponte stradale che negli anni 70 ha sostituito il guado stradale che da Viscone portava verso Nogaredo e da lì sulla Palmarina in direzione della città stellata, regge ancora e per fortuna, ripetiamo, sta svolgendo nella massima efficacia il suo lavoro. Quando sarà inaugurato questo ponte? Ma chissà, la TV è digitale, tutto si fa a colori in Full HD, chissà chi lo sa. E con questo chiudiamo qui la nostra pagina informativa odierna. Come sempre aggiornamenti durante la notte se c'è l'emergenza con i flash attraverso il nostro sito o le pagine social collegate. Non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte. Torniamo come sempre in mattinata con Linea Diretta Mattina. Domani intorno alle 10:10 con Acquirenti, con l'associazione Acquirenti saremo a Udine per sentire insomma le ultimissime. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e di nuovo la buonanotte a tutti voi. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.